3 nuovi casi in provincia di Agrigento. Santa Elisabetta, Ravanusa e Raffadali sarebbero tutti riconducibili all'ospedale San Giovanni di Dio. Al via l'operazione Rientri in cella, una lista segreta del DAP con i nomi dei boss. La Lega entra nella giunta regionale, Carroccio prende il posto che fu di Tusa ai beni culturali. Un uomo è accusato di aver ucciso il suo cane trascinandolo con l'auto. È successo nel Siracusano, il 60enne difeso da 2 avvocati agrigentini. Esplodono gli insulti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli si registrano 3 nuovi casi in provincia di Agrigento, uno a Santa Elisabetta, uno a Ravanusa, l'altro a Raffadali. Sono tutti riconducibili all'ospedale di Agrigento San Giovanni di Dio. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Sono 3 i nuovi casi di contagio che si sono registrati ieri nella nostra provincia e interessano i comuni di Santa Elisabetta, Raffadali e Ravanusa. I tamponi effettuati sono stati 140. A Santa Elisabetta è il primo caso in assoluto che si verifica, mentre per Ravanusa siamo al quinto e a Raffadali a quota 4. Il focolaio è sempre quello di Agrigento, dell'ospedale San Giovanni di Dio, che ha visto già altri 2 casi registrati l'altro ieri, interessando i comuni di Palma di Montechiaro e Aragona. I casi nuovi sono stati posti in quarantena domiciliare. Preoccupazione è stata espressa dai sindaci dei comuni interessati, Silvio Cuffaro, che afferma come aveva sempre raccomandato di non recarsi in ospedale per precauzione. Ora il contagio arriva proprio da lì. Il sindaco Gueli di Santa Elisabetta, che ha detto che la signora interessata fortunatamente non ha avuto molti contatti con l'esterno ed è stata posta subito in isolamento raccomandandosi di non fare la caccia alle streghe. Anche il primo cittadino di Ravanusa, D'Angelo, si dice preoccupato per questa nuova fase 2. Bastavano ancora pochi giorni di lockdown per fare in modo che il virus veniva sempre più isolato. La sua raccomandazione è verso i giovani di stare sempre allerta, in quanto il contagio può essere sempre dietro l'angolo da un momento all'altro, e di stare attenti, in quanto la fase 2 non è ancora finita e può esserci un ritorno del virus. I soggetti guariti in provincia sono attualmente 91, ricoverati in ospedale, fermi sempre a 6 nelle varie strutture siciliane, Caltanissetta, Palermo e Partinico, mentre quelli imposti in quarantena da 169 passano a 19. In questo dato si inseriscono i nuovi contagi di ieri. In Sicilia i tamponi eseguiti sono stati 1883 e 4 risultati positivi, mentre i contagi scendono a meno 151, attestandosi a 1911. In totale finora i tamponi fatti nella nostra regione sono stati 105.017. I ricoveri scendono a 241, meno 38 unità. In terapia intensiva meno 1, vanno a 15, in isolamento domiciliare meno 113, per un totale di 1662. I guariti salgono a 151 e vanno a 1171, i decessi aumentano anche loro di 4 unità, portandosi a 264. Non volevo darvi questa notizia, ma ahimè sono costretto a farlo per confermarvi un caso di positività al Covid-19 a Santa Elisabetta, nella nostra piccola realtà. Non meno di un'ora fa sono stato contattato dalla struttura ospedaliera preposta alle verifiche dei tamponi e una nostra concittadina è stata sottoposta al tampone ed è risultata positiva. Una brutta notizia per tutti noi, una brutta notizia per la nostra piccola comunità, che in queste settimane si era bene contraddistinta nell'assumere atteggiamenti di riguardo e di controllo verso il contagio. Quello che conforta è che la signora sta bene, è confinata a casa con i propri familiari e in modo asintomatico, non manifesta nessun tipo di problema, e questo ci ha confortato. Una nota positiva è che ha avuto un limitato contatto con, oltre ai propri conviventi, con pochissime persone, e questo ci fa buon sperare. Abbiamo attivato già un protocollo di controllo e di riscontro, abbiamo già notificato quanto stretto necessario di obbligo fare in questi casi, e quello che vi voglio rappresentare è di non praticare la caccia alle streghe. Pochi minuti fa l'ASPI mi ha comunicato di un nuovo caso positivo a Raffadali.
un nostro concittadino dipendente dell'azienda ospedaliera, focolaio di contagi. Infatti ho sempre cercato di evitare che i nostri cittadini frequentassero l'azienda ospedaliera. Ci siamo riusciti, però purtroppo le persone che vi lavorano hanno portato nel nostro territorio questo virus. Io sul passaggio alla fase 2, programmata per il 4 maggio, ero molto scettico, sia sotto l'aspetto sanitario, sia sotto l'aspetto economico-sociale, perché ero convinto che ancora non eravamo pronti e sarebbero bastati pochi giorni per arrivare al contagio zero e aprire finalmente la libertà per tutti noi. Oggi, devo dire, sono terrorizzato, sia sotto l'aspetto sanitario, perché vedo il comportamento in questi giorni che c'è stato di ognuno di noi, specialmente dei nostri giovani, e sono terrorizzato anche sotto l'aspetto socio-economico, perché un'eventuale ripresa del contagio sarebbe veramente la fine di tutti noi, sia sotto l'aspetto sanitario che sotto l'aspetto economico-sociale, perché saremmo costretti a tornare indietro e quindi tutti i sacrifici che abbiamo fatto per oltre 2 mesi saranno stati vani, perché saremmo costretti a ritornare di nuovo alla fase 1. Mafia al via l'operazione Rientri in cella, una lista segreta del DAP con i nomi di 20 boss. I dettagli nel servizio. Il primo boss è tornato in cella ieri pomeriggio. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sulla base del nuovo decreto voluto dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, revoca i domiciliari per motivi di salute alla lista dei 376. I padrini tornati a casa nelle settimane dell'emergenza Covid ritornano in cella. Il nuovo vicecapo del DAP, Roberto Tartaglia, l'ex pubblico ministero del processo trattativa, ha già predisposto una prima lista segreta con i nomi di una ventina di mafiosi a cui dovrebbero essere revocati i domiciliari per motivi di salute. Il Dipartimento delle Carceri ha trovato un posto in strutture sanitarie penitenziarie. Il decreto prevede proprio la rivalutazione dei domiciliari nel caso in cui sopraggiunga la disponibilità a ospitare il detenuto in un reparto ospedaliero protetto. Così, in questi giorni, il DAP sta programmando quello che non era stato fatto prima, nel piano dell'emergenza Covid, ovvero un piano per l'assistenza dei detenuti più pericolosi nei centri medici carcerari. Ora è partito il piano di rientro dei mafiosi più pericolosi, top secret, i tempi e la lista dei boss interessati dal provvedimento. Al DAP c'è grande riservatezza attorno all'operazione. L'ex capo del DAP, Francesco Basentini, si è dimesso nei giorni delle polemiche sulle scarcerazioni, ma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, lo ha difeso anche ieri nel corso dell'informativa urgente alla Camera sulla mancata nomina del magistrato Nino Di Matteo al DAP. Torniamo adesso a parlare della maxi operazione antimafia a mani in pasta che ha fatto scattare le manette per 91 persone. C'è il servizio. Le estorsioni, come era in passato, restano la fonte principale di approvvigionamento dei clan mafiosi, così anche per i Fontana, e a capo del racket c'era Giovanni Ferrante, fedelissimo della stessa famiglia. Un mix di omertà e richieste ai commercianti, in certi casi anche di un posto di lavoro imposto. Questo in tanti settori, come per esempio l'imposizione della farina a panifici, bar, pizzerie e quella dei sacchetti e di carta a rosticceria, macellerie e gelaterie, e poi il doppio pizzo sulle lotterie di quartiere. Nel particolare a molti esercizi commerciali era imposta la fornitura di farina. Tra le varie aziende coinvolte spicca il Mulino Bonura, riconducibile ai Ferrante, che era in mano un prestanome. Un particolare fa capire la paura e la ferocia dell'imposizione, cioè se il prodotto non piaceva, pazienza, se la deve mangiare di sorvecchieria, a forza. Queste le parole di Ferrante, ed era pratica mettere la colla Attac nelle serrature di chi si lamentava. Dicevamo il giro d'affari non era solo questo, ma anche nel settore della carta e dei sacchetti. Infatti Ferrante erano titolari occulti della GPAC e il settore si intersecava con quello della farina. Infatti di sovente l'imposizione era rivolta anche a chi l'acquistava. Poi, non esente dall'influenza dei Fontana, il mercato ortofrutticolo, dove l'imposizione del pizzo si aggirava sui 200 euro a commerciante, come testimoniato da risultanze di indagine del 2017, ma in questo caso il progetto andò in fumo, perché furono denunciate le pressioni. Infine il clan aveva il controllo sulle feste, in particolare sugli ambulanti che pagavano il pizzo per aver occupato lo spazio dove sostavano,
Un evento particolare può far capire il controllo meticoloso messo in atto dai Ferrante, cioè il doppio pizzo sulla riffa, lotteria di quartiere, nello specifico una riffa del 2016, che venne organizzata per la moglie di un detenuto che aveva bisogno di 300 euro per pagare la bolletta della luce. Ma le particolarità non finiscono qua, infatti pagava anche chi i biglietti della riffa li vendeva nel rione, 40 euro a lotteria. A Gela 7 arresti per il tentato omicidio dei fratelli Raitano nell'ambito di un duello per il controllo del territorio commesso il 2 ottobre 2019. I carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare. Tutti i protagonisti hanno partecipato a un conflitto a fuoco. C'è il servizio. 7 ordinanze cautelari sono state notificate all'alba di oggi ad altrettante persone che lo scorso anno erano pronte a farsi la guerra perché avevano mire espansionistiche a livello criminale. Con il Blitz Revenge i carabinieri pensano di aver stanato eventuali conflittualità tra famiglie rivali a Gela. Tra arresti domiciliari e arresti in carcere, le ordinanze sono state eseguite nei confronti di Tony Raitano, Ruben Raitano, Giacomo Tumminelli, Giovanni Simone Alario, Vincenzo Trubbia, Giuseppe Trubbia e Rosario Trubbia. Le ordinanze sono state notificate dai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, che nel loro lavoro sono stati coordinati dalla Procura di Gela. L'attività di indagine è stata avviata a seguito del conflitto a fuoco che ha coinvolto i fratelli Raitano e la fazione opposta dei Trubbia la sera del 2 ottobre dello scorso anno. Per intere settimane i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Gela, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno cercato di ricostruire l'episodio di sangue, avviando anche attività tecniche quali intercettazioni telefoniche ed ambientali. Grazie alle numerose acquisizioni investigative, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire il movente del tentato omicidio dei fratelli Raitano. I 7 indagati, secondo quanto accertato, erano tutti coinvolti nella spartizione dei proventi derivanti dalla commissione di reati contro il patrimonio, il che aveva dato avvio ad una vera e propria catena di violenza tra famiglie rivali, entrambe protese all'allargamento delle rispettive aree di influenza. Dall'inchiesta è inoltre emerso come alcuni degli indagati avessero acquisito la disponibilità di armi da fuoco mediante le quali affermare il controllo criminale nell'area di riferimento. L'attività di captazione tecnica di tipo ambientale a carico degli indagati, nello specifico di Tony Raitano, si è rivelata essenziale per pervenire al risultato di oggi, riuscendo ai carabinieri ad interrompere l'escalation criminale scaturita dalla sanguinosa sparatoria che si è registrata nel quartiere Sette Farine. I soggetti coinvolti, 4 in carcere e 3 ai domiciliari, sono chiamati a rispondere di un cospicuo novero di reati, tra cui quelli di tentato omicidio, rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi, lesioni personali aggravate, ricettazione, favoreggiamento personale, favoreggiamento reale, minacce aggravate e violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale. Colpi di accetta all'ex moglie e al suo nuovo compagno. Finisce in manette un palermitano di 45 anni. I carabinieri della stazione di Misilmeri lo hanno arrestato per atti persecutori, tentato omicidio e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono alla sera dell'8 maggio, quando a Misilmeri l'uomo si è recato davanti l'abitazione dei familiari dell'ex moglie. Lì è stato raggiunto dalla donna e dal suo nuovo compagno. Dopo una violenta lite scaturita per motivi passionali di gelosia, ha preso da una sua autovettura un'accetta con la quale ha sferrato più fendenti contro la coppia. Provvidenziale l'intervento dei familiari della donna, che hanno evitato il peggio. I carabinieri, allertati dall'ex moglie, hanno raggiunto il luogo dell'aggressione e hanno arrestato l'uomo. La donna subiva atti persecutori e minacce da parte dell'ex coniuge da oltre un anno e lo aveva più volte denunciato. Il GIP del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. La Lega entra nella giunta regionale. Il rimpasto di Musumeci si risolve con l'ingresso del Carroccio al posto che fu di Sebastiano Tusa. Lello Casesa. Sarà un rappresentante della Lega, probabilmente il lombardo Stefano Candiani della provincia di Varese, il nuovo assessore regionale ai beni culturali dalla identità siciliana. Il nuovo ingresso della Lega fa esultare il leader Matteo Salvini, che si dice orgoglioso di entrare nella giunta del governatore Nello Musumeci per occuparci di beni culturali e identità siciliana.
Avremmo l'onore di gestire le soprintendenze provinciali e quella del mare, i 14 parchi archeologici con i teatri di pietra e di templi e dei tanti altri beni culturali siciliani. Primo obiettivo, basta burocrazia e più lavoro. Ed infatti durante il vertice di maggioranza con i segretari regionali di centrodestra, il primo obiettivo diventa proprio la sburocratizzazione, ritenuto il presupposto essenziale per rendere la macchina amministrativa regionale efficiente e veloce. 5 ore di confronto anche aspre ed acceso per parlare di programmazione dei fondi comunitari e dare sostegno alle imprese, di viabilità provinciale, per poi arrivare alle ex province che vanno rilanciate con competenze specifiche e trasferimenti adeguati da parte dello Stato. Soddisfatto il presidente Musumeci dopo il vertice. La disponibilità della Lega mi rende felice perché mi è stata vicina fin dalla mia candidatura. Sono certo che il centrodestra al completo saprà dare un ulteriore impulso alle grandi riforme. I siciliani hanno voglia di ricominciare e noi dobbiamo sapere interpretare il loro grande desiderio di uscire dall'incubo dell'epidemia e guardare al futuro con rinnovata speranza. Incoraggiante la nota a firma di Gianfranco Miccichè in rappresentanza degli azzurri. Sono contento che la Lega sia entrata nel governo Musumeci. Spero che l'assessore ai beni culturali abbia il coraggio di imprimere una svolta amministrativa partendo dalle soprintendenze. Ci sono 18.000 pratiche ferme, vanno sbloccate di colpo. Valgono qualcosa come 3 punti di PIL ed in questo particolare momento non possiamo permetterci di stare fermi, serve uno shock, ha concluso il Presidente dell'Assemblea siciliana. Con l'innesto ai beni culturali del rappresentante della Lega, l'assetto della giunta Musumeci potrebbe non mutare, almeno in questa fase, ma le pressioni di altre forze politiche sono fortissime. Una robusta parte del centrodestra non vede di buon occhio il forte peso politico e soprattutto di poltrone del gruppo Popolari e Autonomisti, nel quale confluiscono varie aree centriste, quella di Raffaele Lombardo e di Saverio Romano. Per adesso non ci resta che augurare buon lavoro al nuovo assessore. Entro il 21 maggio saranno nominate le commissioni degli esami di maturità. Si pensa alla possibilità di svolgere le prove in presenza. Il Ministero dell'Istruzione lavora alla bozza con i sindacati. I dettagli nel servizio. Gli esami di Stato 2020 cominceranno con l'insediamento delle commissioni dal 15 giugno. I lavori, secondo le anticipazioni contenute in una bozza del Ministero dell'Istruzione, si svolgeranno in presenza a meno che non ci saranno condizioni tali da dover ricorrere alla modalità telematica. Le commissioni sono costituite da 6 docenti facenti parte del Consiglio di classe più il presidente esterno. Gli uffici scolastici regionali pubblicheranno gli elenchi regionali dei presidenti di commissione il 21 maggio prossimo. I docenti nominati sono obbligati a partecipare agli esami di Stato a meno che non ci sia un legittimo impedimento appositamente documentato. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato da parte del Presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola. Pertanto non è consentito ai componenti delle commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno. Dunque, come d'altronde ogni anno, i docenti dovranno essere a disposizione della scuola fino al 30 giugno, ma mentre negli anni precedenti la possibilità di essere chiamati era limitata ai commissari interni, adesso le probabilità aumentano e il timore di dover svolgere gli esami in presenza potrebbe fare il resto, ma tra i docenti a disposizione potrebbero esserci chi non è più in sede da marzo, quando le attività didattiche sono state sospese. Pertanto garantire l'immediata sostituzione potrebbe diventare difficile. Né il non essere in sede costituisce di per sé una giustificazione, se sarà possibile in quelle giornate spostarsi da un comune all'altro o ancor di più da una regione all'altra. Una situazione complessa della quale forse bisognerebbe tener conto senza far finta che il problema non esista.
Per superare l'emergenza Covid vanno individuate soluzioni innovative che tengano conto del rispetto delle misure di sicurezza in tempi in cui tutti cercano di dare delle ricette per uscire dalla crisi causata dal Covid anche per il turismo. Eppure una ricetta semplice c'è già ed è quella del turismo di prossimità. Vediamo. Il turismo è certamente il settore più colpito dalla pandemia Covid-19. Per i tour operator e le 900 agenzie di viaggi siciliane danni ingenti. Dal lockdown in poi sono stati annullati tutti i viaggi programmati negli ultimi mesi. Non è stata ancora prevista la data in cui le agenzie di viaggio potranno ritornare a svolgere la propria attività, ma il problema rimane quello della mancanza di prodotto e la mancanza di certezza su quando questo tornerà disponibile. L'unica forma di turismo di cui si può parlare oggi è quella del turismo di prossimità, cioè nella propria regione o al limite in quella vicina, comunque non oltre i confini nazionali. Mentre gli operatori attendono il decreto regionale con investimenti sul turismo e le linee guida ufficiali, la Sicilia si sta già preparando per chi non vorrà rinunciare alle vacanze estive e approfittarne per scoprire le bellezze dell'isola. La Sicilia, evidenzia Conny Leotta della Sant'Alco Viaggi, infonde sicurezza grazie al basso numero di contagi e molte strutture stanno già provvedendo ad attuare politiche di distanziamento. Il turismo è innegabilmente il settore più colpito dalla pandemia Covid-19. Per i tour operator e le 900 agenzie di viaggi siciliane i danni sono riscontrabili nel passato, presente e futuro. Noi viviamo di progettualità, dal lockdown in poi abbiamo dovuto annullare tutti i viaggi che avevamo costruito negli ultimi mesi: Pasqua, gruppi scuola, ponti di primavera, crociere, viaggi di nozze, l'estate. Abbiamo gestito e stiamo ancora gestendo la difficilissima fase del rientro dei passeggeri rimasti bloccati lontano da casa, riconfermando il valore aggiunto dell'acquisto in agenzia rispetto all'online. Ma per riavviare le nostre attività a pieno regime avremo bisogno di sicurezza per i nostri clienti, di mezzi di trasporto, della riapertura dei confini, e questo potrebbe coincidere con la realizzazione del vaccino. Non è stata ancora prevista la data in cui le agenzie potranno riaprire, ma il problema rimane quello della mancanza di prodotto, la mancanza di certezza su quando questo ritornerà disponibile. Fonti attendibili parlano di totale ripresa nell'estate 2021. Un 2020 che per le agenzie non esisterà e per il quale necessitiamo di aiuti ingenti ed improcrastinabili per sostenere le spese che inevitabilmente si stanno accumulando. L'unica forma di turismo di cui si può parlare oggi è il turismo di prossimità, e mentre si attende il decreto regionale con investimenti sul turismo e le linee guida ufficiali, la Sicilia si sta già preparando per chi non vorrà rinunciare alle proprie vacanze estive e approfittarne per scoprire le bellezze della nostra isola. Il sentimento è positivo, la Sicilia infonde sicurezza grazie al basso numero di contagi e molte strutture stanno già provvedendo ad attuare policy di distanziamento. Quest'anno niente mini club, discoteca, verremo serviti al tavolo anziché andare al buffet. Ma per potervi continuare a consigliare al meglio dovremo superare la tempesta in corso. Noi siamo professionisti e come tali pretendiamo di essere tutelati. Seppur tra mille difficoltà, una cosa è certa: non smetteremo mai di viaggiare e non smetteremo mai di farvi viaggiare. Ed a proposito di coronacrisi ci sono due interviste, una a un tabaccaio e l'altra ad un ristoratore. Vediamole. La gente è stanca di stare a casa, chiaramente, dopo tutto appunto questi giochi di parole non si capisce più niente quello che deve fare. Per cui sono arrivati al punto che comunque escono, la mattina la gente esce, che secondo me è meglio che escono, perché comunque vuol dire che stanno un pochettino sconfiggendo la paura, cercano di uscire, cercano di reagire. La prima e la seconda settimana c'era l'emergenza sanitaria, ma fin da subito il discorso si è spostato dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica, perché chiaramente le persone iniziavano a capire che i soldini scarseggiavano, per cui come facevano ad andare avanti, come si fa ad andare avanti e come si andrà avanti, perché ancora non è finita. La gente non ha molta fiducia, si lamenta e aspetta un aiuto reale, diciamo, da parte dello Stato, da parte delle istituzioni, aspetta qualcosa di concreto per poter andare avanti. Forse è il popolo italiano proprio che è variegato, non lo so, ognuno interpreta le sue leggi a modo suo. Non te lo so dire, ma è molto complicato, molto complicato. I 600 euro sono stati accettati, per carità, perché comunque sia
è una somma che vanno a finire nei nostri conti. Ma cosa ci dobbiamo fare con 600 euro? Cioè, è una somma veramente ridicola, è un'attività che comunque ha 2 dipendenti, tasse in continuazione, 600 euro finiscono così subito, in un attimo. Si sono alternati, hanno ridotto gli orari, chiaramente per ridurre il rischio del contagio, e comunque sì, abbiamo continuato a lavorare con le giuste precauzioni. Quest'anno il turismo ce lo possiamo proprio dimenticare sì, perché non penso che ci sia lo spirito di fare la vacanza. Sarà un anno proprio da cancellare sotto questo punto di vista. È un impatto molto forte sull'economia di tutti, perché un sacco di gente chiaramente lavora col turismo. Se pensi per esempio a un B&B, c'è il receptionist, quello che va a fare le colazioni, quello che va a pulire le lenzuola, tutte queste persone praticamente sono prive del lavoro per quest'estate, per cui l'inverno prossimo sarà veramente catastrofico. Il mio messaggio è intanto di rimboccarci tutti le maniche, di tirarci sul morale, comunque sia di tenere sul morale, e cercare di andare avanti e fare qualcosa veramente di concreto con le istituzioni, fare qualcosa di concreto, collaborare con la cittadinanza, con le attività, per avere un progetto comune di risollevarci da questa situazione critica. Io ancora ho fiducia e speriamo di farcela. Se vi è una certezza è quella che da una riapertura arriveremo sicuramente ad una chiusura definitiva. Avete preso in considerazione le ipotesi che sono trapelate in queste ore di utilizzare del plexiglass, di fare dei separé nei tavoli? Questo cambierebbe anche il modo della convivialità in queste attività. Guardi, a questa cosa le rispondo con molta sincerità. Io mi appello al Presidente Nello Musumeci. Caro Presidente, tu che sei portavoce e profeta, penso di tutta la comunità siciliana, ti prego di intercedere per conto nostro e dei siciliani con il governo nazionale, con i signori della casta, con i signori che comunque ci dicono oggi che andrà tutto bene quando per noi non va bene assolutamente niente. Caro Presidente, ricordi che l'articolo 1 della Costituzione italiana recita che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, e allora io mi chiedo che ci rispondano chiaramente dinanzi a questo diritto che viene a mancare, dove iniziano e dove finiscono i doveri e le responsabilità del popolo sovrano. Queste non sono assolutamente condizioni accettabili. In realtà la nostra categoria è stata penalizzata nel lontano 2015 dalla legge Fornero, quando ci siamo visti defalcare più della metà dell'allora sussidio ASPI. Infatti, come me, i più fortunati sopravvivono 12 mesi con 9 mensilità. E in questo periodo di precariato così assoluto ci sentiamo ancora più abbandonati, dato la confusione che è stata fatta in questo decreto con tutti questi codici, che hanno lasciato fuori tantissime famiglie con figli senza un contratto e senza un sussidio. Ma il problema non è oggi, il problema è in futuro, quando, come ho capito, come traspare da tante associazioni di imprenditori qui a Taormina, tante attività legate al turismo non saranno aperte e tanta gente resterà senza un sussidio e senza un contratto. E quindi il prossimo inverno resteremo anche senza NASPI. Come faremo noi a sopravvivere fino a marzo 2021? Aspettiamo un intervento del governo subito, rapido, per aiutare tutte queste famiglie in difficoltà, che hanno figli e oggi come oggi gli manca proprio il pane a tavola. Segnali confortanti ce l'abbiamo avuti questa mattina leggendo il giornale. Abbiamo appreso che il portavoce del Ministro all'Economia e allo Sviluppo, Alessandra Todde, ha ascoltato le nostre richieste contattandoci subito dopo una trasmissione avvenuta in diretta, e subito si è messa a disposizione nostra, ascoltando tutte le nostre problematiche, che noi le abbiamo fornito tutti i vari codice lavoro o codice agenzia a cui spettavano i soldi. Il Covid è come l'HIV, non ci sarà mai un vaccino, ci salverà solo un farmaco. Questo è quanto emerso da uno studio di un'equipe della Puglia. Vediamo. Non ci sarà nessun vaccino, è la dichiarazione di Pasquale Mario Bacco, medico legale che con un'equipe di 13 colleghi nel suo laboratorio di Bari studia il Covid-19 da tempo. E già a febbraio aveva dimostrato che il nuovo coronavirus circola in Italia da ottobre 2019.
I test sierologici mostrano che oltre il 30% della popolazione italiana era entrata in contatto con il Covid, sviluppandone gli anticorpi. Queste persone affermano erano già venute a contatto con il virus almeno 3 mesi e mezzo prima, si sono ammalate e hanno sviluppato gli anticorpi pur essendo asintomatici, ha specificato Bacco. Inoltre gli anticorpi non sono a vita, durano pochi mesi e proprio per questo sarà pressoché impossibile trovare un vaccino. In questo il Covid è come l'HIV, sono virus che mutano. Può essere che la popolazione verrà chiamata a sottoporsi al vaccino a giugno, ma quello stesso vaccino a ottobre non servirà più. Io ho visto in laboratorio come muta questo virus, è quasi come l'HIV prosegue, quindi il vaccino non ci sarà mai. L'unica cosa che ci salverà se il virus dovesse diventare più aggressivo è un farmaco specifico. Nella teoria di Bacco c'è un fatto ancora più eclatante. I morti per Covid che prima erano sani si contano sulle dita di una mano perché questo virus non è capace di uccidere, è un virus banale, semplice. E il caldo? Secondo l'equipe pugliese, il Covid-19 scomparirà in estate per poi riapparire con lo scendere delle temperature. Adesso c'è la pubblicità, tra poco. Cane trascinato con l'auto e ucciso, preso l'uomo alla guida dell'automobile. Si tratta di un 60enne di Priolo nel Siracusano, difeso da 2 avvocati di Agrigento. Vediamo. Sto facendo questo video perché vi voglio parlare di Matteo. Matteo è un cane che qualche giorno fa il suo proprietario ha deciso di mettergli una catena al collo, di attaccarlo alla propria auto e di trascinarlo per alcuni chilometri, per strada, così. Fortunatamente un ragazzo del paese si è accorto di quello che succedeva ed è riuscito a fermare la macchina ed insieme a dei volontari dell'OIPA, che ringrazio vivamente, mi hanno chiamato e sono venuti in ambulatorio da me. Purtroppo però le condizioni del cane erano molto gravi. Il cane era sotto shock, aveva perso tantissimo sangue e tentava di mordere perché aveva un dolore estremo. Quindi immediatamente abbiamo effettuato tutte quelle procedure per cercare di salvargli la vita e quindi lo abbiamo incanulato, abbiamo fatto una fluidoterapia, abbiamo somministrato dei forti analgesici e abbiamo cercato di effettuare tutte quelle procedure per cercare di capire quale fossero i problemi reali del cane, oltre quelli che già vedevamo. In pratica, visivamente, il cane aveva delle ferite lacerocontuse gravissime. Praticamente si vedevano tutti i tessuti, tutti i tenni, tutti i legamenti, perfino delle ossa erano esposte. Le condizioni del cane precipitavano. Il polso era molle, era tachicardico, era sempre più debole. Abbiamo cercato di prendere il sangue e di fare delle radiografie. Purtroppo in pochi minuti il cane ha smesso di respirare e abbiamo cercato di rianimarlo. È stato identificato l'uomo che il pomeriggio del 7 maggio a Priolo, Siracusa, ha barbaramente ucciso il suo cane. A incastrarlo un video scioccante girato da un altro automobilista. L'uomo è stato messo in stato di fermo dai carabinieri. Amelia Loreto, sono la responsabile della delegazione provinciale di OIPA Siracusa. Siamo qui nel luogo in cui ieri è stato abbandonato Matteo, un cane di circa 9-10 anni, un cane di proprietà che è stato trascinato per circa 3 km dal suo proprietario, trascinato legato alla sua macchina con una grossa catena che abbiamo poi pesato e pesa ben 3 kg. È stato trascinato per 3 km e per fortuna un ragazzo concittadino di Priolo ha visto cosa stava accadendo. Il ragazzo si chiama Samuele e ha provato a fermare in tutti i modi l'auto che trascinava il cane finché è riuscito a bloccarlo, a fermarlo, ma la persona in questione si è barricata dentro la macchina. Si è barricata dentro, si è chiusa dentro, non ha aperto solo uno spiraglio di finestrino dove ha detto che a lui non importava del cane, a lui importa solo dei suoi nipoti.
E a difendere il pensionato di Priolo sono 2 avvocatesse di Agrigento, Donata Posante e Graziella Vella, che hanno ricevuto minacce di morte e insulti sessisti per aver accettato il caso. Il sessantenne indagato dalla procura Redusea si è giustificato dicendo di non averlo fatto in maniera volontaria e di aver messo in azione l'auto senza ricordarsi che aveva legato il cane per non farlo fuggire. Il cane è morto. Tanti e diversi gli attestati di solidarietà pervenuti in questi giorni alle 2 avvocatesse agrigentine che sono state minacciate di morte. Si tratta dei 2 legali Donata Posante e Graziella Vella di Agrigento, solo perché hanno assunto la difesa del pensionato di Priolo accusato dai carabinieri di avere causato la morte di un cane, prima legato a una corda e poi trascinato da una macchina. I 2 legali in merito alla vicenda hanno sostenuto che non si sarebbe trattata di un'aggressione ma di un incidente, fornendo dei dettagli sulla ricostruzione della vicenda ai carabinieri, i quali hanno indagato il loro cliente per maltrattamenti di animali. Ma tanto è bastato per scatenare un linciaggio mediatico sui social nei confronti dei 2 avvocati e del pensionato, anzi per timore di ritorsioni o vendette le forze dell'ordine hanno così deciso di tenere sotto controllo la casa dell'anziano di Priolo. A scendere in campo è stata anche la Camera Penale Giuseppe Grillo di Agrigento, che ha espresso solidarietà in una nota a firma del presidente avvocato Angelo Nicotra. La Camera Penale Giuseppe Grillo di Agrigento, riguardo alla vicenda che vede interessate le 2 avvocatesse Posante e Vella, le quali sono state fatte oggetto di offese, ingiurie, anche sessiste, minacce di morte ai familiari per aver assunto la difesa penale di un soggetto accusato di aver ucciso il proprio cane, manifesta assoluto sdegno per il comportamento di persone che non hanno ben compreso le fondamenta della nostra civiltà giuridica, le regole di convivenza civile, allorquando hanno indirizzato le loro invettive su chi sta solo compiendo il ruolo di difensore in un procedimento penale che costituisce una garanzia costituzionale per tutti gli indagati in uno Stato di diritto come il nostro. A denunciare il linciaggio sono stati nelle scorse ore gli stessi avvocati. Dai primissimi momenti dell'assunzione dell'incarico a tutt'oggi stiamo ricevendo pesantissimi insulti, anche discriminatori di genere, gravi minacce di morte, spiegano gli avvocati Donata Posante e Graziella Vella, anche nei confronti dei nostri familiari. Si tratta di comportamenti di una gravità inaudita che verranno a uno denunciati alle varie autorità, ma che non ci fanno desistere dall'incarico ricevuto. Ricordiamo a tutti quanti lo ignorano che la difesa è un diritto riconosciuto dalla Costituzione e che spetta ad ogni individuo, a salvaguardia delle libertà fondamentali, impedire ai legali con minacce e offese di svolgere il proprio lavoro. È un insulto alle più elementari regole della nostra società, è un atto di barbarie non degno di un paese civile. Sulla vicenda è intervenuto anche il Comitato del Consiglio dell'Ordine di Agrigento, presieduto dal commissario Silvio Miceli, che ha sollecitato la Procura per verificare se vi siano gli estremi di reati perseguibili d'ufficio e, in caso affermativo, individuare gli autori e procedere penalmente contro di loro. E anche l'ANF, Associazione Nazionale Forense, da qualche giorno presente anche ad Agrigento, per mezzo del suo segretario avvocato Giancarlo Noto, esprime piena e incondizionata solidarietà alle 2 colleghe Vella e Posante che in questi giorni stanno subendo un vero e proprio linciaggio mediatico con messaggi minacciosi e attacchi ingiusti nell'esercizio del proprio ministero. Trasformare i balconi delle case in platee di teatro, questa è la proposta dell'artista Mario Incudine. I dettagli nel servizio. Trasformare i balconi delle città in platee di teatro è l'idea di Mario Incudine, progettata dall'Ask Production e dal teatro Donna Fugata di Ragusa Ibla per l'estate che si avvicina. Lo scopo è quello di portare la musica e lo spettacolo a casa della gente. Si tratta di un'esibizione itinerante da tenersi per le vie delle città che potrà essere vista non solo da chi si affaccia al balcone, ma da tutti attraverso sistemi digitali. Ripartire quindi dall'antico format della serenata che unisce tutta Italia da nord a sud per offrire alla gente, anche in questo periodo storico determinato dal coronavirus, un momento di distrazione grazie alla musica e uno spettacolo culturale. I cantori di serenate gireranno per le vie e le piazze dei centri storici per ricamare di note e di poesia il cielo siciliano delle sere estive, ammaliando e facendo godere l'anima
ammaliando e facendo godere l'anima dello spettatore affacciato al balcone, che potrà continuare a seguire lo spettacolo sul suo smartphone, sul tablet o in TV. Il musicista, attraverso un percorso walk by step tra i vicoli e le strade della città, incontrerà altri artisti, attori di prosa, comici e drammatici, gruppi musicali, maestri di arte e di spettacolo. Lo spettatore, pur rimanendo a casa, sarà coinvolto ugualmente nello spettacolo che si sta svolgendo nella propria città, partecipando direttamente all'evento nella piazza virtuale che si creerà. Tutto ciò naturalmente non determinerà assembramenti, perché gli artisti si esibiranno senza pubblico e l'arte arriverà ugualmente in ogni casa. Dal classico format della serenata, rivisitato in chiave moderna, è nata quindi quest'idea e il progetto Affaccia a Bedda, primo festival nazionale della serenata, pensato dall'artista siciliano Mario Incudine. La proposta progettuale dell'Ask Production e del Teatro Donna Fugata, supportata dal Quinto Sol Production, Giorgia Lofaro, BM Produzioni e Oddo Management, ha una grandissima valenza culturale e sociale. Rappresenta infatti uno strumento di divulgazione e promozione del patrimonio culturale e artistico siciliano che coinvolge maestranze, intellettuali, associazioni culturali, realtà locali e tutti i cittadini delle città interessate. La possibilità di promuovere l'iniziativa attraverso i mass media generici e specialistici qualificano l'idea anche dal punto di vista turistico. Tale evento darebbe l'opportunità di integrare ed arricchire l'offerta turistica promossa dalla regione siciliana in merito al turismo di prossimità, diventando un biglietto da visita da distribuire ai turisti e visitatori che hanno scelto la Sicilia come meta delle loro vacanze. 2 mesi fa i gemelli di Porto Empedocle, Valerio e Mirko, avevano pubblicato un video che li vedeva suonare il violino, la canzone Viva la vita dei Coldplay. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, è arrivata anche la risposta del cantante dei Coldplay, Christian Martin, che ha inscenato con loro un duetto a distanza. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Ciao, siamo Mirko e Valerio Little Band, abbiamo 11 anni, veniamo da Agrigento e non vediamo l'ora di farvi divertire con la nostra musica! Ha avuto grande eco sia sui social che nelle TV nazionali, anche la RAI ha dedicato loro uno spazio all'esibizione che i 2 gemelli empedoclini, violinisti Valerio e Mirko, hanno avuto con Chris Martin, insieme a loro cantando Viva la vita. A marzo scorso il leader dei Coldplay aveva fatto i complimenti a Mirko e Valerio Lucia, i 2 musicisti di 12 anni che avevano eseguito una loro versione del celebre brano quando erano in isolamento. Poco più di un mese dopo, nella sua puntata di Together at Home, Chris Martin li ha chiamati duettando con loro a distanza, cantando sulle note dei 2 violinisti. I complimenti sono arrivati anche dal primo cittadino di Porto Empedocle, Ida Carmina, che ha affermato sui social come i giovani musicisti hanno così dimostrato a tutti che nella vita ogni esperienza può rappresentare un'opportunità e che con il loro video hanno attirato l'attenzione sia della band dei Coldplay che di tutta l'Italia, travalicando anche i confini nazionali. Hi, okay, I think we're on. All right, here we go. The last Together at Home. Okay, boys. 3, 2, 1, go. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. I'm just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? Now I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, that was when I ruled the world. Okay, go. Keep going.
Roman cavalry choirs are singing. I mirror my sword and shield, missionaries in a foreign field. Oh, that's the end. That was when I ruled the world. Ehi, grazie mille, ragazzi, principes, all right. Ok, see you later. Interessante puntata di Target stasera su TVA, subito dopo l'edizione serale del TG. Ospiti del salotto virtuale del collega Giuseppe Moscato, medici, specialisti, professionisti, in collegamento non solo dalla Sicilia ma da tutta Italia. Avremo anche una testimonianza diretta di chi ha sconfitto il coronavirus. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.